un solo esempio: se voi prendete le più grandi multinazionali, quelle che hanno il marchio più famoso, dalla Nike all'Adidas, la Disney, Vons, Champion, Coca-Cola e quant'altri, i 200 marchi o delle più noti controllano circa il 70% della collocazione delle merci a livello mondiale. L'occupazione diretta che hanno è meno dell'1% del lavoro necessario per produrre questo 70% di merci. Se voi prendete questi marchi, non hanno più nemmeno una fabbrica spesso, hanno dei fornitori, degli appaltatori collocati spesso in aree cosiddette di produzione franca, le export processing zone, nate 15-20 anni fa in alcuni paesi, Guatemala, India, Messico, Cina, che sono zone franche di produzione, tipo le zone franche del commercio degli aeroporti, per le quali c'è una detassazione delle merci in entrata e in uscita, e all'interno di queste zone franche sono collocate gran parte degli appaltatori di questi grandi marchi, i quali decidono di far produrre quel determinato prodotto con quel marchio, con vincoli determinati, per parlare di sigle tecniche delle quali probabilmente sentite parlare, dotate di sistemi qualità secondo le norme ISO 9000, che significa la possibilità di controllo del processo produttivo per garantirsi il suo prodotto. Ma il dato di fatto è che questi grandi marchi non hanno più nemmeno una fabbrica, ordinano quel prodotto con quel processo produttivo, controllano il processo produttivo del fornitore collocato nella EPZ della Cina. Se in qualche modo si innesca un meccanismo di rivendicazione diverso, per cui quel fornitore deve fare un prezzo diverso, maggiore, a causa della lotta sindacale che si innesca in quell'area, prende quella fornitura, chiude il contratto e va a fare il contratto in Guatemala con un fornitore analogo controllato negli stessi termini. Quello che caratterizza sostanzialmente questo processo di globalizzazione è l'illegalità, o tecnicamente la fuga dalle regole che sono state codificate nello scorso secolo in un contesto completamente diverso, un contesto nel quale c'era un movimento comunista rappresentato dai paesi del cosiddetto socialismo reale, al di là di quello che erano, molto spesso vicende anche estremamente critiche, ma la semplice esistenza di quel blocco aveva determinato un rafforzamento del movimento sindacale nei paesi dell'Occidente e la possibilità per questi movimenti di conquistare delle regole, dei contratti che avevano in qualche modo determinato quel modello imprenditoriale. I contratti collettivi nazionali di lavoro, le leggi a tutela del lavoro, nel nostro paese lo statuto dei diritti dei lavoratori, definito con legge, e quant'altro. Il capitalismo dell'era della globalizzazione, del dopo muro di Berlino, è un capitalismo, un sistema imprenditoriale che cerca di scappare da quelle regole che erano state codificate in quel capitalismo coniugato, declinato in quel contesto storico preciso. Quando parliamo di contratti cosiddetti atipici, i contratti atipici sono quanto di più tipico
di un modello imprenditoriale capitalista che cerca di scappare da quelle regole e da quel modello organizzativo. E in sostanza quello che oggi possiamo registrare è una distanza enorme fra il capitale e il lavoro. Nello scorso secolo, nell'Ottocento e nello scorso secolo, c'era un rapporto fisico diretto. Nelle grandi fabbriche, nelle aree industriali, in parte anche nel nord-est, c'era il rapporto diretto fra l'operaio, il lavoratore e il capitalista all'interno della fabbrica, all'interno della quale c'era un ciclo produttivo conclusivo. Oggi questo modello è saltato completamente. Il capitale non ha più nessuna fabbrica, appalta, subappalta l'attività e l'attività concreta del lavoro è distante dal vertice di questa ragnatela di subappalti, di questa impresa virtuale realizzata attraverso una ragnatela di appalti e subappalti. Il rapporto con il lavoratore ormai è distante 1000 miglia. Questo è quello che è avvenuto in questi anni, che non ci hanno mai descritto, ma che sono gli elementi fondamentali che determinano anche la possibilità di capire, al di là anche qui delle descrizioni macchiettistiche dei fenomeni come la Lega Nord o di Bossi, descritto spesso come una macchietta, ma che raccoglie il consenso determinato da questa situazione di assetto produttivo. Perché se il lavoratore, che prima era all'interno della fabbrica e viveva una condizione di lavoro analoga al lavoratore che gli stava accanto con lo stesso contratto di lavoro salariato, se oggi quel lavoratore diventa un appaltatore che si deve fare il culo dalla mattina alla sera anche per conquistare i clienti fuori da quella condizione, vive una situazione soggettiva completamente diversa. Cioè il lavoro e l'attività se la porta dentro anche dopo la fine delle 8, 10, 12, 15 ore che fa, e quindi vive una condizione totalmente diversa. E l'assenza di ragionamento, di comprensione di questi fenomeni ovviamente determina la situazione di occasione per movimenti che guardano solo alle viscere della gente, all'interesse concreto, reale, immediato, senza nessuna mediazione culturale, determina questo consenso inevitabile, perché in alternativa non c'è assolutamente nulla, perché i partiti non esistono più, tantomeno i partiti di sinistra, e la capacità di analisi, di ragionamento, di riflessione, di comprensione dei fenomeni reali che stanno venendo avanti ci scappa completamente. Se questo è, ovviamente tutto questo si riflette anche nella gestione delle risorse pubbliche. Dicevo all'inizio, descriviamo le situazioni con dei post, il post-fordismo, senza capire i fenomeni che ci sono dietro, che ho cercato in qualche modo di descrivere. Lo stesso sta avvenendo nel cosiddetto stato post-keynesiano, descritto solo con questo prefisso, senza capire e senza essere consapevoli dei fenomeni che stanno dentro. Perché anche all'interno del cosiddetto post-keynesismo stanno avvenendo processi radicali, una rivoluzione sostanziale della gestione delle risorse pubbliche che ci vengono totalmente sottratte e delle quali molto spesso non ci accorgiamo. E il modello, consentitemi questo aggancio, della nuova organizzazione dello Stato post-keynesiano è il cosiddetto modello TAB.
non l'alta velocità che si realizza, ma l'architettura contrattuale e finanziaria che hanno costruito per realizzare questa grande infrastruttura, che in parte si è realizzata, probabilmente partirà, anche se le risorse non ci sono, sulla Venezia-Trieste, e investirà anche i vostri territori, inquinando non solo e non tanto sul piano ambientale, ma inquinando sul piano economico, sul piano sociale, sul piano della gestione delle risorse pubbliche, perché è un modello che in qualche modo innesca dei meccanismi di gestione delle risorse pubbliche completamente diverso rispetto al passato.